i 5 successi nella Parigi-Nizza nell'82, nell'83, nell'84, nell'85 e nell'86, ha così eguagliato il record di Anquetil. 15 vittorie in questa stagione, tra le quali la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix, il Giro dei Paesi Bassi e per la quinta volta la Parigi-Nizza. Beffato allo sprint, mentre siamo a 13 km dalla conclusione, Laurent Fignon con uno scatto secco nei pressi dell'ultima salita della giornata stacca il danese Kim Andersen, che si era imposto in questa corsa 2 anni fa dopo una lunga fuga solitaria di 150 km. Laurent Fignon, un Laurent Fignon che all'inizio della stagione aveva avuto grossi problemi, lo ricordiamo abbandonare la settimana ciclistica internazionale a Sicilia al termine, a metà della prima tappa, un Fignon che ha avuto grossi problemi per il riacutizzarsi del dolore al tendine che era stato operato l'anno scorso e che l'aveva costretto questa dinastia che presenta tra i professionisti ben 3 corridori. Al Tour de Vaucluse Jérôme Simon ha vinto, Pascal Simon quarto a 43 secondi, Roger Simon quinto a 45 secondi e ora, dopo lo scatto secco, a 13 km dalla conclusione, Laurent Fignon, che ha nettamente sorpreso Kim Andersen, il danese, vola verso il traguardo finale al successo. Un giudizio su Fignon, Fulvio Astori. Ha confermato finalmente di essere ritornato in perfetta salute, una condizione atletica stupenda, convinzione e determinazione. Inserito una salita di questo genere per concludere una classica, cosa avrebbero detto i corridori? Si sarebbero un pochino lamentati certamente, perché ci sono 2 curve veramente a muro sul serio, perché sono 20-25% e certamente è tale da decidere da solo una corsa. Evidentemente Fignon, nella sua grandezza, non ha voluto aspettare questo mezzuccio, diciamo, per emergere, l'ha presa da lontano e sta dando una lezione di classe e di forza a tutti. Ricordiamo, siamo in ripresa diretta, l'arrivo spostato di 1 ora e mezzo per la concomitanza dell'incontro di ritorno della semifinale della Coppa dei Campioni, ripresa diretta, ultime pedalate per Laurent Fignon. Su Laurent Fignon sentiamo anche Beppe Conti. Direi proprio che ha fatto un anno di buio negativo, perché è arrivato terzo in questa corsa, quinto alla Liegi-Bastogne-Liegi un anno fa di questi tempi, poi c'è stato questo buio, l'operazione ai tendini e tutto quello che gli è successo. Adesso è tornato veramente grande, è pronto per la Vuelta, è pronto per il Tour de France, è un campione che ha dei mezzi e che li sta tirando fuori. Allora ancora una decina di minuti in diretta, aspettiamo, ecco Kim Andersen che mantiene il secondo posto, aspettiamo di veder arrivare i nostri, poi concluderemo la nostra telecronaca diretta. Vi diamo appuntamento, vi ricordiamo, domenica prossima alla Liegi-Bastogne-Liegi, ripresa diretta, mani alzate. Laurent Fignon vince la 50ª edizione della Freccia Vallone di 246 km. Laurent Fignon, un grande nome, un grande corridore. Greg LeMond. Al secondo posto Kim Andersen, il danese. Ci vorrà qualcuno che gli dia una mano, perché è arrivato veramente stravolto Andersen, ecco che lo aiutano, veramente in debito d'ossigeno, però ha avuto ancora la forza, il coraggio.